Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Shogun 2 Total War. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente all'interno della nostra mappa strategica, pronti a intervenire contro i nostri avversari. Allora, diamo un'occhiata a quello che sta succedendo all'interno del nostro territorio ad ovest ragazzi. Allora, abbiamo un esercitino dei Fukuyama che sta iniziando a rompere un po' le scatole all'interno del nostro territorio, che è pronto ad avvicinarsi. All'interno della nostra cittadina di Yamashiro, diciamo così, ritroviamo un esercito appartenente ai Tottori che è abbastanza fastidioso ed è abbastanza compatto, però il nostro caro inverno è arrivato alle porte ragazzi, e infatti è riuscito a mietere qualche vittima gelando le chiappe ai nostri avversari. E adesso vediamo un po' se riusciamo a scontrarci direttamente nel campo di battaglia con il nostro esercitino composto da numerosi uomini appartenenti al nostro Norman Martin, e abbiamo anche qualche aiutino proveniente dai Nagoya qui a sud ragazzi, e inoltre stiamo trasferendo le nostre unità appartenenti al nostro caro Pinocchio all'interno del nostro territorio. Ovviamente utilizzerà le ferrovie dello Stato per arrivare immediatamente. Però adesso andiamo a scontrarci sul campo di battaglia contro il nostro avversario. Vediamo ragazzi di distruggere questo esercito, anche se è abbastanza compatto, è un esercito molto ma molto numeroso e contiene davvero molte unità di katana, e queste possono essere un problema perché queste unità di katana nel momento in cui arriveranno dei nostri fucilieri potrebbero farli a pezzi in un batter d'occhio. Quindi vediamo un po' di giocare per bene questa partita. Se la perdiamo ragazzi dobbiamo stare molto attenti per un'invasione davvero molto compatta dei nostri avversari. Allora iniziamo la nostra partita ragazzi. Speriamo che ci sia una neve fitta, ma non nebbia ragazzi, è molto pericoloso giocare con la nebbia. Benissimo, entriamo dentro il campo di battaglia. Eccoci ragazzi all'interno del nostro campo di battaglia. Come potete vedere le nostre unità sono state già sistemate, infatti le nostre cavallerie si ritrovano sul nostro frontone sinistro e destro rispettivamente, e adesso stiamo aspettando proprio il nostro avversario che si avvicini. Allora diamo un'occhiata praticamente al nostro esercito. Intanto iniziamola la nostra schermaglia, chiamiamola così, la nostra Possono partita. pure provarci, generale, ma non hanno alcuna possibilità. Ah no? Io invece dico che il nostro nemico ha qualche speranza. Allora, siccome il nemico ha tutte queste unità di fanteria corpo a corpo, innanzitutto avanziamo con le unità di rinforzo che stanno arrivando, che si ritrovano nelle retrovie del nemico. Praticamente ho posizionato una sorta di primo plotone nella parte anteriore dell'esercito, in modo tale da sparare una sorta di prima raffica. Nel momento in cui il nemico si avvicina, questi uomini tornano indietro e si posizionano dietro queste unità di fanteria di linea, le quali inizieranno a sparare con una modalità davvero molto rapida, ovvero il fuoco di soppressione e un fronte inginocchiato, e il tutto sarà accompagnato da queste unità che si ritroveranno sui lati, in modo tale da colpire il nemico dai lati. Vediamo un po' se funzionerà il tutto. Intanto le nostre unità di cannoni stanno facendo fuoco a tutta forza, aumentiamo la precisione a tutte le unità. Benissimo. Vediamo un po' se possiamo colpire le parti più imponenti dell'esercito, ovvero il cuore dell'esercito, la parte centrale, soprattutto le unità di katana che sono davvero delle distruzioni. Soprattutto anche questi dannati lancieri sono davvero molto duri da buttare giù. Allora attiviamo anche la granata sharpener in modo tale da aumentare anche la potenza di fuoco. Vediamo un po' se questi cannoni stanno effettuando qualche vittima. Sono riusciti a far fuori circa 100 uomini insieme. Ok, allora per quanto riguarda le nostre unità di cavalleria, si sono posizionate sul lato sinistro e destro, aiutate dai nostri cari fucilieri che possono colpire a distanza. Vediamo un po' se possiamo giostrare bene la situazione, visto che ci ritroviamo in inferiorità numerica da un lato e dall'altro. Innanzitutto dobbiamo utilizzare anche le nostre unità qui nelle retrovie. Vediamo un po' se possiamo disturbare un po' il nemico come meglio possiamo. Avanziamo, anche il generale deve arrivare in maniera molto rapida. Ok ragazzi, se perdiamo questa battaglia davvero la campagna diventa molto più avvincente, perché dobbiamo stare attenti a un'eventuale invasione. Allora stiamo attenti, pronti a far fuoco, mi raccomando. Ecco i cannoni che continuano a sparare. Ragazzi, non ci possiamo mettere in modalità prima persona perché davvero sarebbe una perdita di tempo. Andiamo. Ecco, stanno per entrare in portata i primi schermagliatori nemici, cacchi con moschetti a miccia. Eccoli qui. La cavalleria nemica è pronta, i cannoni stanno facendo del loro meglio, sono riusciti a distruggere quasi 100 unità ciascuno. Vediamo un po'. Benissimo, guardate quanto sono fantastici questi cannoni, anche delle unità di cavalleria sono riusciti a distruggere. Ecco che sono entrati in portata, iniziamo a far fuoco. Avanti, 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 avanti. Ecco le prime fucilate che partono direttamente da questi moschetti a miccia. Continuiamo, sono dei contadini ragazzi, dei contadini, stiamo molto attenti. Ecco che stanno arrivando le unità di cavalleria che stanno avanzando. Ecco i nostri tiratori scelti che sono già in portata, benissimo. Ed ecco anche che la cavalleria si sta avvicinando.
Attenzione. No, ho sbagliato ragazzi. Ho utilizzato la modalità schermaglia anche su queste unità. Non ci voleva. Dannazione, me l'ero dimenticato. Avanti, avanti, avanti. Sparate, sparate. Dannazione, che errore ragazzi. Un errore di distrazione. Avanti, queste unità su questo lato. Continuiamo, continuiamo. Da questo lato che sta succedendo? Ok, siamo riusciti a intrattenerli. Benissimo. Ok, delle unità di cavalleria si sono salvate da questo lato. Avanziamo come prevedevo. Benissimo, queste unità vanno messe in questa posizione. Avanti. Sparate. Forza. Ecco l'unità di cavalleria che sta facendo il giro. Possiamo attaccare il nostro nemico da dietro. Avanti. Queste unità di fucilieri qui in questa posizione. Queste altre dobbiamo farle fare il giro. Ecco che le unità nemiche stanno scappando ragazzi. Non è una partita semplice. Forza, 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 forza. Questa tattica però sta funzionando ed è anche molto utile. Andiamo avanti. Avete trionfato sul nemico! Wow ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Non credevo di farcela, veramente. Il nemico era molto, ma molto più potente di noi, nonostante la barra dicesse il contrario. Comunque tutte queste katane erano davvero impossibili da buttare il giù. vostro generale è sotto Dov'è il attacco. generale? Dov'è? Ah, questo generale lo stiamo sacrificando. E anche queste unità di rinforzo sono state fondamentali per battere queste unità. Comunque ragazzi, come potete vedere, ben 2000 unità circa sono state distrutte. Stanno per essere distrutte, ormai le nostre unità di cannoni le finiranno. E comunque questa tattica è davvero molto utile ragazzi, per affrontare una sorta di valanga di katane che arriva addosso. Quindi può essere utile anche in multiplayer ragazzi, se il nemico arriva direttamente con una sorta di esercito composto esclusivamente da katane e da lancieri. Questa tattica può essere abbastanza utile. Come avete potuto vedere, le unità hanno assorbito solo proiettili e praticamente mentre viaggiavano, inseguivano, subivano proiettili da parte dei cannoni, da parte dei fucilieri nelle retrovie e anche dalle cavallerie che dai lati sono riuscite a fare il loro dovere. Comunque la partita sarebbe durata più a lungo se le unità che si ritrovavano nelle retrovie fossero arrivate direttamente all'interno del nostro schieramento. Comunque anche queste 3 unità, chiamiamole 4 unità, sono state fondamentali, una sorta di esca per il nostro avversario. Andiamo all'interno della nostra modalità resoconto per vedere quello che abbiamo combinato più dettagliatamente. Eccoci ragazzi all'interno del nostro resoconto. Come potete vedere abbiamo perso 589 uomini su 2460, però siamo riusciti a far fuori una bella valangata di uomini. Allora, il nemico si sta ritirando all'interno del suo territorio. Benissimo, vediamo un po' quello che riusciamo a fare adesso. Vediamo un po'. Allora, come possiamo distruggerlo? Possiamo inviare direttamente il nostro battaglione a farlo fuori. Andiamo avanti. Ormai rimangono davvero poche unità, possiamo effettuare una bella battaglia automatica. Vediamo se riusciamo a buttarlo giù. Ancora resiste sto stronzone. Ok, vittoria decisiva ragazzi. I nostri cannoni ovviamente sono stati fondamentali, hanno distrutto l'esercito prima che arrivasse. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Benissimo, allora possiamo immediatamente rinfoltire questo esercito nascondendolo all'interno della nostra cittadina e attendere immediatamente i Fukuyama al nostro arrivo. Intanto avanziamo di turno e aspettiamo che i nostri cari i seguaci di Pinocchio arrivino immediatamente alle ferrovie dello Stato per affrontare quindi questa seconda ondata di nemici. Allora il nostro Norman possiamo posizionarlo vicino alla nostra cittadina di Yamashiro, anzi ficchiamocelo anche dentro in modo tale da aumentare le difese, e vediamo se i Nagoya saranno così furbi da buttare a terra questo esercitino. Avanziamo di turno ragazzi, vediamo quello che accade. Bene ragazzi, ci ritroviamo all'interno di un altro mese invernale, pronti a vedere un po' come si è evoluta la situazione. Infatti non ritroviamo più l'esercito di Takayama, però a quanto pare si è nascosto all'interno di questi alberelli. Vediamo un po', diamo un'occhiata, probabilmente sarà qua dentro. Diamo un'occhiatina anche con il nostro esercitino appartenente alla cittadina, ovvero l'esercito appartenente a Norman. Vediamo un po'. A quanto pare è svanito nel nulla ragazzi, si è scomposto all'interno di queste province. Allora, visto che abbiamo ancora la nostra geisha, andiamo avanti, diamo un'occhiatina a queste cittadine. Troviamo la cittadina di Tamba e i cari Nagoya che ci hanno soffiato da sotto il naso la cittadina di Setsu, perché a quanto pare arriveranno prima di noi. All'interno di Yamashiro diamo un'occhiata alla situazione politica. Bene, 11 unità possono uscire, diamo un'occhiatina, 4. Benissimo, devono rientrare, 1, 2, 3 e 4 rientreranno all'interno per mantenere tutto com'è. Ok, adesso riuniremo questi due eserciti e ci concentreremo sull'attacco di queste nuove province. Allora, andiamo avanti, pronti a conquistare queste nuove province. Abbiamo il nostro Barba Nera qui, il nostro Teddy Roosevelt che si è appena risvegliato. Vediamo se possiamo fare qualcosa, vediamo un po' se possiamo sfidare a duello il nemico, ovvero l'appartenente
alla fazione avversaria. Siamo riusciti infatti a ucciderlo. Guardate un po', il nostro barbone qui riesce a fare davvero di tutto ormai. Vediamo un po' quello che possiamo combinare con il nostro Metsuke. Abbiamo qualcosa che possiamo fare. Possiamo incitare una bella rivolta con il 34%, vediamo se riusciamo, ma a quanto pare no ragazzi, è davvero impossibile. Rivolta istigata di nuovo. Wow, abbiamo alzato nuovamente abbiamo tirato fuori un imponente esercito appartenente ai ribelli, e vediamo un po' se riusciamo a tenere occupati i Nagoya ragazzi con questi ribelli, perché se i Nagoya vengono sconfitti da parte dei ribelli, successivamente i ribelli saranno troppo stanchi per combattere una nuova battaglia e riconquisteremo la cittadina di Setsu. I ribelli possono essere anche utili contro gli alleati stessi. Vediamo un po' cosa possiamo combinare. Se i Nagoya sentissero questo che sto dicendo ci lascerebbero, anzi ci dichiarerebbero guerra immediatamente. Comunque mandiamo avanti il nostro esercitino appartenente al caro Pinocchio. Perfetto, diamo un'occhiatina ai mari del nord ragazzi, quello che succede qua in alto. Vediamo un po' quello che succede, diamo un'occhiatina. Allora, diamo un'occhiata alla nostra flotta. La nostra cara flotta composta dalla nostra corazzata Ocean, che come potete vedere è mal ridotta, si ritrova all'interno del porto. Comunque possiamo oltretutto lasciare l'Ocean ancorata e viaggiare con questa piccola flotta. L'Ocean rimarrà nel porto finché non avremo i fondi necessari per ripararla. Intanto diamo un'occhiatina a quello che ritroviamo qua in giro. Dobbiamo proteggere necessariamente i nostri commerci. Benissimo, allora, dopo aver investigato questa rivolta ragazzi, avanziamo di turno e vediamo quello che riusciranno a combinare i ribelli. Intanto diamo un'occhiatina anche con quest'altra flotta. Troviamo anche la flotta appartenente ai nemici. Vediamo un po' che cosa ritroviamo qua. Dei Tottori. I Tottori contro di noi. Vediamo un po'. Ragazzi, hanno 2 navi abbastanza potenti, però io credo che le nostre 7 navi saranno in grado di distruggerle abbastanza facilmente, e quindi possiamo risolvere automaticamente la battaglia. Le nazioni non sono riuscite a giocare una battaglia navale come si deve. Vogliono 2 eserciti alla pari, ma a quanto pare non sono riuscito a prenderli. Allora, vediamo un po'. Possiamo riparare la nostra fonderia d'argento, che è importantissima. Il porto lo ripareremo quando avremo i soldi. E adesso ci rintaniamo immediatamente nel porto. Anzi, questo porto può andare bene. Vediamo un po', non possiamo riparare nulla a causa dei fondi. Anzi, anche perché il porto è distrutto, quindi ritorniamo nella nostra cittadina. Vediamo un po' se possiamo attendere qualche altro turno pronti a scontrarci con i nostri avversari. Guardate un po' ragazzi quello che abbiamo ritrovato all'interno di queste foreste, l'esercito appartenente ai Fukuyama, e praticamente dobbiamo scontrarci per evitare la cattura delle nostre unità. Allora, vediamo un po' se ci rimane qualche soldino per affascinare qualche erede, qualche generalino. Vediamo un po' se riusciamo a farlo con la nostra Karagesha. Vediamo un po', con il suo ballo asiatico. Probabilmente ce la farà, infatti il nemico affascinato. Vediamo un po', siamo riusciti a privare il tutto di un generale. Eccolo qua, il figlio ed erede che è stato incantato dalla nostra cara Gesha. E adesso ragazzi ci scontreremo immediatamente in battaglia. Vediamo se le nostre unità riescono ad arrivare. Vediamo, ed ecco che il nemico si ritira all'interno della boscaglia. Vediamo un po', avanziamo con questo esercito, l'esercito del caro, del generalino. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare. Una battaglia alla pari ragazzi. Ritroviamo numerosi ninja contro le nostre unità di fanteria. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Nel caso perdiamo questa battaglia ci sarà dietro Norman Martin pronto a distruggere l'esercito nemico. Comunque catapultiamoci all'interno del campo di battaglia ragazzi. Bene ragazzi, ci ritroviamo immediatamente sul campo di battaglia. Come potete vedere l'esercito è stato disposto in maniera furtiva. Adesso avanzeremo con le nostre unità di fucilieri, di tiratori scelti in prima posizione, seguite dalle nostre unità, la nostra colonna portante dell'esercito, ovvero i nostri cari fucilieri. Vediamo un po' se possiamo avanzare direttamente fino alla loro posizione. Ok, posizioniamoli qui. Benissimo, per quanto riguarda questa truppa nelle retrovie li facciamo avanzare nuovamente. E ritroviamo anche delle unità di cavalleria con sciabola che secondo me ragazzi saranno fondamentali per la vittoria di questo incontro. Andiamo avanti piano piano, non facciamole vedere, vediamo se riusciamo ad attaccarli dalle retrovie. Innanzitutto avanziamo anche con l'unità di cavalleria Cogliari che ritroviamo per protezione del nostro generale, visto che le sue guardie del corpo ormai sono nell'aldilà. Per quanto riguarda l'esercito nemico osserviamolo più attentamente. Allora, dispone di numerose unità di kaki con katana, guardate qua, dei kaki con yari, una partita simile a quella precedente, molti moschetti a miccia, fanteria di leva, e quindi un esercito abbastanza arretrato, ma dobbiamo ricordare a questi ragazzoni che ci troviamo su Shogun 2 Fall of the Samurai, non sul gioco base, perché a quanto pare sono ancora convinti questi ragazzoni della spada e della lancia.
boh, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, ragazzi. Può essere anche che mi sbaglio e questi stronzoni qui ci distruggano. Comunque avanziamo con le nostre unità. Nel momento in cui ci ritroveremo a portata vediamo un po' di fare un bel po' di vittime. Allora, ecco le unità di cavalleria che possiamo portarle direttamente su questo frontone, sempre con tutta la calma possibile. Ecco il nostro generalino che si sta avvicinando. Bene ragazzi, proviamo a riutilizzare la tattica di prima. Qua saremo più in vantaggio perché il nemico dovrà affrontare una sorta di scalata, dovrà affrontare il pendio e le nostre unità si ritrovano in cima al pendio. Vediamo un po' se possiamo posizionare anche questi altri uomini in questa posizione, come potete qui ben vedere, in modo tale da colpirli di fianco. Le nostre unità di cavalleria sono arrivate nella loro posizione. Vediamo se possiamo raggiungere quest'altra posizione. Il nostro generale portiamolo vicino alle truppe, seguito dalle unità di cavalleria. Vediamo un po'. Ancora gli uomini non si mollano ad attaccare. Dobbiamo avanzare ancora un po'. Vediamo. Adesso ci ritroviamo in portata. Eccoci, già in portata. Ecco qualche unità che inizia a far fuoco. Il nemico indietreggia. Fifoni questi ragazzoni. Andiamo, avanziamo con tutta la nostra potenza. Corriamo. Cerchiamo di intrattenere questi avversari anche con le unità che ritroviamo qua vicino, ragazzi. Andiamo. Possiamo sparare adesso, benissimo. Vediamo se si decidono ad avanzare. Dobbiamo contare molto sulla precisione qui, ragazzi. Non importa il nostro fuoco di fila. Appena entreremo nella importata del nemico ritorneremo indietro. Vediamo un po' se riusciamo a freddare delle unità. Queste cosa sono? Della fanteria di leva. Torniamo indietro, facciamole avanzare. Benissimo. Torniamo. E maledizione, perché non tornano? Tornate indietro. Perfetto. Ecco che si stanno avvicinando anche la nostra fanteria. Abbiamo un vantaggio perché ci ritroviamo già fermi. Eccoci qua. Maledizione, questi stronzoni non riescono a ritornare abbastanza velocemente. Mettiamoci qui. Ok. Il nemico dispone di lancieri, a quanto pare dispone di pochi lancieri, ragazzi, e questo può essere un bene. Allora, le nostre unità a quanto pare da sole forse ce la faranno a distruggere queste uniche unità. Vediamo un po'. Avanti, 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 avanti. Scendiamo anche con le nostre unità e posizioniamole in questa posizione in modo tale da colpire il nostro nemico dai lati. Avanti. A quanto pare il nemico è così fifone che non avanza e quindi le nostre unità lassù non combinano niente, quindi è meglio farle scendere giù. Ecco che continuano a far fuoco. Queste unità ormai stanno andando via, sono in inferiorità numerica. Ok. Ci ritroviamo in conflitto a fuoco. Wow ragazzi, ninja, eccoli maledetti. Avanti, facciamo fuoco. Rimangono poche unità, ce la possiamo fare. Maledizione è che le unità non rispondevano ai comandi. Vediamo un po'. Ok, ecco, guardate un po' ragazzi, ancora non riusciamo a far fuori queste maledette unità che stanno depredando due unità di cavalleria con sciabola che sono state distrutte, non me ne sono neanche accorto. Signore, Andiamo temo avanti. che il nostro generale corra un pericolo Dov'è il generale? mortale. Attiviamo la nostra modalità chiamata a raccolta in modo tale da aumentare il morale alle nostre unità. Ecco le cavallerie con sciabola, ragazzi, che arriveranno ad attaccare il nostro nemico. Benissimo, questi dannati ninja. Facciamo fuoco a tutta forza qui con le nostre unità. Molto bene. Ce la stiamo facendo, ragazzi. Guarda, abbiamo vinto 2 partite su 2. Ok, continuiamo. Guardate un po' la cavalleria con sciabola quanto è efficace contro le unità a terra. Vediamo un po'. Ok ragazzi, siamo riusciti a ottenere un'altra imponente vittoria. Ormai il nemico non ha nessun'altra speranza. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.